Eder. Mech. Pallister. Valutiamo ora alcune ipotesi su quale possa essere stata la vera ragione della fine di Liliana Resinovic. Risulta difficile credere a un suicidio non per la strategia dissimulatrice messa in atto dalla stessa donna, poiché sappiamo che le azioni che precedono questo tipo di gesto sono piuttosto irrazionali e quindi anche decisamente imprevedibili. Ci sono alcuni punti realmente incompatibili con un piano suicidario. Ad esempio, 1. Se Liliana quella mattina avesse davvero voluto togliersi la vita, avrebbe potuto farlo in casa, avvelenandosi, come aveva precedentemente detto a Silvia durante una loro conversazione. 2. Se Liliana avesse voluto togliersi la vita quella mattina, avrebbe avuto bisogno di tempo, ed allora, non avendo alcun vincolo con Claudio, non sarebbe stato necessario dirgli che avrebbe ritardato di mezz'ora per andare alla Wind, ma più semplicemente che quella mattina, a causa di un impegno, non si sarebbero proprio incontrati. 3. Se Liliana avesse voluto togliersi la vita quella mattina, sarebbe stato plausibile che avesse lasciato a casa il Green Pass, i cellulari e i documenti, ma ciò non spiegherebbe perché portasse con sé una borsa semivuota, al cui interno vi era poco più di una bottiglietta d'acqua scaduta da un anno, anche in considerazione che lei sia uscita da casa carica di sacchi della spazzatura. Pertanto, il trasporto della borsa rappresentava un impedimento oggettivo. 4. Se Liliana avesse voluto togliersi la vita quella mattina, molto probabilmente avrebbe lasciato un biglietto per i suoi familiari, soprattutto in considerazione dell'affetto che nutriva per la nipote Veronica, conscia del fatto che senza di lei la nipote avrebbe potuto avere grosse difficoltà economiche per completare l'università. Gli stessi inquirenti durante le loro indagini hanno più volte pressato Sebastiano affinché lui ammettesse di aver effettivamente ricevuto tale foglietto. Tuttavia, lui ha sempre confermato la non esistenza dello stesso. Costantinides ha ritenuto di datare la morte a poche ore dal rinvenimento del corpo e quindi indicativamente al 3-4 gennaio 2022. In tal caso è inverosimile ritenere che una donna esca di casa il 14 dicembre in preda a un forte stato depressivo, decidendo però di togliersi la vita solo 21 giorni dopo. Oltretutto, in tale ipotesi, non avendo soldi, non avrebbe potuto provvedere al proprio sostentamento autonomamente. Avrebbe dovuto quindi essere sostenuta da un'altra persona, che di conseguenza acquisirebbe un ruolo nel decesso, a prescindere dalla modalità con la quale esso sia avvenuto. Non abbiamo elementi concreti per ipotizzare responsabilità di amici e parenti. Il fratello Sergio e la nipote Veronica da Liliana ricevevano dei soldi, quindi dalla sua morte hanno avuto solo un ulteriore danno. Claudio non avrebbe avuto nessun movente. Liliana rappresentava per lui l'ultima occasione per non passare l'ultima stagione della sua vita da solo. Il loro legame era forte, poiché non si erano mai persi di vista. Considerando che Liliana quella mattina esce senza Green Pass, è improbabile che possa aver preso un autobus per raggiungere il centro di Trieste. Noi sappiamo che Claudio, la mattina del 14, nella fascia oraria in cui Liliana scompare, si trova distante da lei. Il GPS della sua auto e il suo cellulare lo collocano presso la sua abitazione. Se anche avesse deciso di uscire a piedi e di andare incontro a Liliana privo di un mezzo, molto difficilmente avrebbe potuto prendere la donna, fatta eccezione nel caso in cui i due si fossero dati un appuntamento direttamente all'ex OPP. Questa ipotesi resta plausibile solo in caso di decesso intercorso nello stesso giorno della scomparsa e potrebbe essere scaturita esclusivamente in modo accidentale, nel caso in cui Liliana in quei minuti avesse comunicato di aver nuovamente cambiato idea e di non voler più iniziare, il 19 dicembre 2022, quella nuova vita che si erano promessi. In merito al rapporto tra Sebastiano e Liliana, emerge un quadro che delinea una relazione profondamente deteriorata, anche se ciò non implica automaticamente un omicidio. La posizione di Sebastiano Visintin è sempre stata considerata ambigua. Liliana, a suo dire, la mattina in cui scompare fa la lavatrice. A causa di ciò non si comprende per quale ragione Sebastiano, poche ore dopo la scomparsa della moglie, abbia il pensiero di fare nuovamente la lavatrice chiedendo aiuto a Silvia Radin e utilizzando una quantità spropositata di candeggina. Abbiamo già parlato della sospetta volontà di cremare il cadavere della moglie, ma gli elementi dubbi non finiscono certamente qui.
Infatti, Sebastiano, invece di cercare la moglie scomparsa, ha il pensiero di lavare l'auto smontando addirittura i sedili della macchina con la scusa di dover trasportare della roba. Aiuta persino degli amici a fare il trasloco e non interrompe nemmeno il giro dei coltelli, che infatti il 19 dicembre ancora svolgerà regolarmente. Sono talmente numerosi e variegati i cambi di versione di Sebastiano che è impossibile stare dietro a ognuno di essi. Va sottolineato che il marito inizialmente dimenticherà anche di rivelare agli inquirenti la disponibilità di un magazzino, come ometterà anche di dire che il giro con la bici si sia svolto in gran parte sul Carso. Affermerà infatti di essere passato solo dal centro di Trieste e da lì di essere andato direttamente a casa. In un'altra versione del 22 dicembre, il marito di Liliana affermerà che, uscito dal magazzino di via Donadoni No 36, si era recato con la propria auto a Barcola, partendo poi da lì con la propria bici. È suggestivo notare che, nell'ottica di un suo ritorno ipotetico a casa per incontrare la moglie, proprio da Barcola passa un autobus della linea 6 che ha il capolinea a Piazzale Gioberti, luogo in cui Liliana viene ripresa la mattina del 14 dicembre alle 8:50. Sebastiano, come sappiamo, alle 8:30 e 33 secondi, viene ripreso da una telecamera posta su un autobus della pescheria L'Ancora di via Giulia Nuovo 5. Da quel momento di lui non ci sarà più nessuna ripresa video e quel poco che sapremo dovremo accontentarci dei suoi racconti e delle posizioni indicatici dalle celle telefoniche. Tuttavia è noto che dalle 9:10 del mattino, per circa 3 ore, il suo telefono risulterà spento. È evidente quindi che Sebastiano non ha alcun alibi per le ore successive alla scomparsa, ed inoltre aveva ben 2 ragioni per voler male alla moglie. La prima ragione, nonché anche prima causa di omicidi, è quella economica. Senza la moglie si sarebbe ritrovato a vivere con la sua misera pensione, mentre con Liliana morta ha potuto accedere alla pensione di reversibilità della stessa. La seconda ragione per la quale avrebbe potuto uccidere la moglie è quella sentimentale, che è anche la seconda causa di omicidi di questo genere. Va considerato che un personaggio istrionico e narcisista come lui non avrebbe potuto accettare, anche da un punto di vista psicologico, che la moglie potesse preferirgli Claudio. Ci siamo interrogati sul perché la Resinovic sia uscita con una borsa vuota, ma non va esclusa l'ipotesi che quella borsa in verità non fosse vuota e che qualcuno avesse riportato semplicemente il suo contenuto a casa. In quest'ottica va ricordato che Salvo e Gabriella, il 14, non noteranno la presenza della borsa con le mappe nell'armadio. Borsa che però apparirà come per magia in una foto scattata alcune ore dopo da Sergio. Quando Liliana viene ritrovata, ha con sé delle chiavi di riserva. Il suo mazzo non sarà mai più trovato. Potrebbe davvero essere stato usato da un estraneo per riportare i suoi effetti personali a casa? Questa sarebbe un'operazione non solo immotivata, ma soprattutto troppo rischiosa. Pertanto, l'unico che davvero avrebbe avuto la possibilità di effettuare questa forma di staging pare essere solo il marito di Liliana. E ipoteticamente avrebbe potuto fare sparire il secondo mazzo di chiavi proprio per tenere aperta l'ipotesi di accesso senza scasso da parte di un estraneo. Nel caso in cui Sebastiano avesse voluto farci credere a un suicidio, riportare determinati oggetti a casa era di fondamentale importanza. La riluttanza mostrata da Sebastiano nei confronti di Gabriella e Salvo all'idea di fare un'immediata denuncia di scomparsa, sommata all'intenzione di allontanarsi per qualche giorno da Trieste, come rivelato al proprietario della pescheria al Riccio di Mare, può denotare l'intenzione di prendere tempo. Per quanto non si discosti da una sorta di prassi che le forze dell'ordine mettono in atto nel momento in cui viene loro comunicata una scomparsa, anche il tipo di denuncia che Sebastiano presenterà, allontanamento volontario, farà perdere alle indagini elementi preziosi, tra i quali varie telecamere di sorveglianza, che generalmente dopo circa 48 ore si sovrascrivono. C'è tuttavia da specificare che gli inquirenti ritardano la loro azione anche a causa di una riorganizzazione logistica dei loro locali. Le stesse testimonianze delle pescherie sono poco convincenti nell'ottica della conferma dell'alibi di Sebastiano. Sebastiano, dietro un'apparente fragilità e confusione, nasconde una personalità molto forte e un'ampia conoscenza di come sopravvivere in strada.
a volte per garantirsi il silenzio da parte di chi potrebbe rivelare elementi scomodi, attua strategie subdole. Temendo le dichiarazioni della fruttivendola Iva, lasciò la sua moto posteggiata davanti al suo negozio per giorni, come a dire: attenta a non parlare, perché qui devo tornare. Stessa tattica utilizzò con l'albergatrice Jasmine, alla quale aveva confidato che Liliana sarebbe morta in seguito a un incidente. Anche in questo caso, di tanto in tanto, Vintin posteggiava il suo mezzo sotto la sua struttura, come a ricordarle che sarebbe tornato. In una precedente occasione, Sebastiano, con il pretesto di essere rimasto in panne con l'auto, cercò di attirarla in un posto isolato. Jasmine non si fidò e mandò l'amico Eros, alla cui vista Sebastiano accese l'auto, che quindi non aveva alcun problema, e andò proprio dall'albergatrice a rinfacciarle il mancato soccorso. Alla stessa donna disse: «Voi non sapete chi sono io. Con me dovete temere per voi e per le vostre famiglie». Ci fu anche un'occasione in cui Sebastiano tentò di attirare Jasmine in una stanza vuota della sua struttura con la scusa di farle vedere che lì non funzionassero né lampada né TV. Anche in questo caso Jasmine non si fidò e andò a prendere la lampada, mentre Sebastiano veniva distratto dalla figlia della stessa. Anche in questo caso la lampada risultava funzionare perfettamente, facendo nascere dubbi su quali fossero le reali intenzioni dell'uomo. C'è un ulteriore episodio analogo che accade però a Milano, dopo che la giornalista Valentina Trifiletti l'aveva messo in difficoltà con alcune domande relative al coordino. Lui, con la scusa di farle vedere che si trovava su una ciclabile da lei suggeritagli, le mandò delle foto del suo portone di casa, come a dire: «So dove abiti». Un amico toscano mi raccontò che, durante una foto tra amici, Visintin scagliò violentemente a terra il suo telefono, solo perché uno di loro non aveva rispettato la posa indicatagli. Non si capisce come mai decine di testimoni indichino anomalie nelle azioni e nei racconti di Sebastiano, e normalmente situazioni del genere hanno una chiave di lettura univoca da parte di chi indaga. Tuttavia sembra che a Trieste le cose non funzionino così e le affermazioni avverse vengono superate dallo stesso marito di Liliana con un «queste sono cose che dicono loro». Come potrebbe essere andata realmente? Forse Sebastiano la sera prima aveva saputo che Liliana se ne sarebbe andata ed aveva messo così in atto un piano sommariamente già premeditato. Facciamo un'ipotesi. Anticipa al 13 dicembre sera il passaggio alla Galleria Rossoni, liberandosi da ogni impegno susseguente alle ore 9 del 14 dicembre. Dice a Liliana che è libera di andarsene da casa ma non di portarsi con sé i cellulari, in quanto di proprietà di Sebastiano. Liliana, conscia di ciò, la mattina del 14 avvisa che dovrà passare dalla Wind, senza dirgli che andrà lì per comprare un nuovo telefono. Sarà proprio nei pressi di via Cesare Battisti che Sebastiano potrebbe averla incontrata e fatta salire in auto. Le celle telefoniche confermano questa possibilità, collocando il cellulare di Sebastiano proprio in quella zona in quei minuti. Ora, il piano di Sebastiano avrebbe potuto prevedere l'allontanamento pomeridiano da Trieste, come lui stesso aveva anticipato a Livio Poldrugovac, e infine, forse in un monte della vicina Slovenia, avrebbe segnalato che Liliana era scomparsa. Purtroppo per lui un imprevisto potrebbe aver fatto saltare questo arguto piano. Claudio, avvisando Salvo Nasti, ha fatto sì che il vicino, insieme alla moglie Gabriella, scendessero subito a casa di Sebastiano, facendo emergere l'assenza di Liliana e costringendo poi Sebastiano a improvvisare maldestramente. Lasciava così il corpo di Lilli all'interno dell'ex OPP, dove proprio gli errori del medico legale Constantinides trasformavano un piano pencolante in un inestricabile mistero. L'ironia della sorte vorrà che Liliana venga abbandonata in via Edoardo Weiss, storico psichiatra triestino, nelle stesse ore in cui Sebastiano è morto incredibilmente proprio in un 14 dicembre del 1970. Una cosa è certa, in quella città ancora oggi tutti parlano della sorte di Liliana Resinovic, e mentre noi stiamo facendo di tutto per cercare di darle giustizia, una domanda inquietante aleggia sulla città. Conosceremo mai la vera verità su Liliana Resinovic? Il delitto perfetto esiste solo nella mente di chi non ha mai incontrato un buon detective. Uno dei nodi centrali dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere 3 settimane più tardi, il 5 gennaio 2022,
nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, è rappresentato dagli accertamenti tecnici disposti in vista dell'incidente probatorio. Tra gli oggetti finiti sotto la lente degli investigatori ci sono due elementi apparentemente minori, ma potenzialmente cruciali per ricostruire le ultime ore di vita della donna e le modalità con cui è avvenuto il decesso. Il cordino rinvenuto attorno al suo collo è quello utilizzato per tenere unite le chiavi trovate all'interno della sua borsa. Entrambi saranno sottoposti ad analisi genetiche e comparazioni di tipo merceologico, alla ricerca di eventuali profili di DNA, fibre e tracce compatibili con altri oggetti sequestrati nel corso dell'inchiesta. Particolare attenzione sarà dedicata, su richiesta della procura, al confronto tra il cordino trovato sul corpo e i gomitoli di spago sequestrati nell'abitazione del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, indagato per omicidio volontario 4 anni dopo i fatti. Secondo l'ipotesi accusatoria, infatti, i fili potrebbero appartenere allo stesso tipo di materiale e un esame accurato sulle modalità di taglio delle estremità, già visibili su altri oggetti repertati, potrebbe contribuire a stabilirne una provenienza comune. Uno di questi oggetti è un braccialetto di colore celeste e nero, con motivi ornamentali greci, trovato solo di recente nell'abitazione del fratello di Liliana e già acquisito agli atti. Anche questo verrà sottoposto ad analisi genetica, insieme ad altri reperti personali della donna, tra cui la mascherina, gli abiti indossati il giorno della scomparsa, la borsa e gli occhiali. Un ulteriore tassello nell'indagine riguarda la suola delle scarpe indossate da Liliana al momento della scomparsa. Si tratta di un elemento chiave per stabilire gli spostamenti della donna nelle ore immediatamente precedenti alla sua morte. Le analisi finora effettuate hanno rilevato la presenza di terriccio compatibile con l'area boschiva in cui è stato ritrovato il corpo, ma anche di tracce di gesso. Un dettaglio che apre scenari alternativi sulla possibile località della morte e sulla movimentazione successiva del cadavere. L'ipotesi in questo senso è che Liliana possa essere deceduta il 14 dicembre stesso, ma che il corpo sia stato trasferito nel boschetto dell'ex OP soltanto in un secondo momento, per inscenare un suicidio o occultarne le circostanze reali. L'inchiesta ha recentemente subito un'accelerazione in seguito alla presentazione da parte dei legali di Sebastiano Visintin di una corposa relazione tecnico-scientifica. 22 pagine firmate dal medico legale Barisani, dalla docente di scienze forensi Noemi Procopio e dall'ex comandante dei RIS Luciano Garofano, con cui si contesta apertamente la ricostruzione formulata nei mesi scorsi dalla procura. La richiesta formale di incidente probatorio, depositata dai legali Paolo e Alice Bevilacqua, mira a far esaminare da un collegio di periti terzo una serie di elementi che, secondo la difesa, presenterebbero forti contraddizioni rispetto a quanto sostenuto dai consulenti incaricati dalla magistratura. Uno dei punti più dibattuti riguarda la natura del decesso. Secondo la procura, la donna sarebbe morta per asfissia da strangolamento manuale, un'ipotesi avvalorata dalla consulenza dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Tuttavia, i legali della difesa mettono in dubbio questa conclusione. A loro dire, sul collo di Liliana non sarebbero presenti né lesioni superficiali né profonde, compatibili con una pressione violenta da parte di una mano o di un oggetto costrittivo. In alternativa, ipotizzano una morte per asfissia da sacchetto, una modalità che non lascia segni evidenti all'esterno e che sarebbe compatibile con il ritrovamento del corpo della donna avvolto in 2 sacchi neri della spazzatura, sigillati con lo stesso tipo di cordino già menzionato. Altro nodo controverso è rappresentato dalla frattura della vertebra toracica T2. Per i legali di Visintin, tale lesione non risulterebbe visibile nelle immagini TAC precedenti all'autopsia e potrebbe essere stata causata accidentalmente durante la preparazione del corpo da parte dell'anatomopatologo incaricato. Una versione confermata da una testimonianza dello stesso professionista che avrebbe riferito di aver causato per errore la frattura durante le operazioni preliminari all'esame autoptico. Di parere opposto è invece la dottoressa Cattaneo, secondo la quale l'intaccatura era già presente all'atto dell'esame TAC, dimostrando che si trattava di una frattura pre-mortem o comunque precedente alle manipolazioni anatomiche. Determinante, infine, anche il punto riguardante l'epoca e il luogo esatti della morte.
Secondo la consulente della difesa, Noemi Procopio, i dati raccolti finora sarebbero compatibili con due scenari. Una morte avvenuta circa 12 ore prima del ritrovamento del cadavere, oppure un decesso occorso il 14 dicembre, seguito da un periodo di conservazione del corpo a bassa temperatura, tale da rallentare la decomposizione e alterare i parametri cadaverici. Questa teoria si discosta sensibilmente da quella sostenuta dalla procura e apre all'ipotesi che il corpo di Liliana sia rimasto nascosto o conservato altrove prima di essere trasportato nel bosco e abbandonato, forse con l'intenzione di farlo sembrare un suicidio. In questo contesto la difesa ha chiesto che gli accertamenti tecnici disposti dalla PM Maddalena Iozzi, inizialmente limitati a esami di tipo genetico, merceologico e dattiloscopico, vengano estesi anche a indagini di natura medico-legale, radiologica e biologica. Secondo i legali, infatti, solo una perizia ampia e multidisciplinare potrà rispondere agli interrogativi ancora aperti sul caso e garantire una ricostruzione imparziale dei fatti. Intanto, mentre proseguono le indagini, l'attenzione mediatica resta altissima. Il caso Resinovic continua a sollevare dubbi e perplessità tra l'opinione pubblica, divisa tra chi sostiene la tesi del suicidio e chi invece ritiene sempre più plausibile quella dell'omicidio, perpetrato in un contesto ancora tutto da chiarire. L'unica certezza a oggi è che sarà la scienza, attraverso il lavoro minuzioso dei periti, a dover fare luce su una delle vicende più oscure degli ultimi anni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.